Miglio per cavalli di 4 anni, sono in 11 al via 1 Folpec, 2 Francadaghi, 3 Fiammingo, 4 Fritz Lang, 5 Frida Spritz, 6 Formidabile Caff, seconda linea 7 Figaro del Circeo, 8 Fly Matto, 9 Friulano Jet, 10 Fiston Bigi, 11 Frank Halter. Pronostico che vede in chiusura Francadaghi e Frida Spritz più appoggiate. Macchina che accelera con Francadaghi e Fritz Lang alle prese, alla corda è veloce anche Folpec. Numero 8 Fly Matto squalificato. Squalifica per Fly Matto. In seconda posizione numero rimane 7 Folpec. Figaro del Circeo squalificato. Circeo, numero 3 Fiammingo squalificato. Quarta posizione Formidabile Caff, e così dopo 214,3 Francadaghi continua a guidare avendo in schiena Folpec, e il quarto iniziale è veloce in 29,4. Francadaghi che continua a macinare andatura anche sulla piegata, è tallonata da Folpec. Terza posizione per Fritz Lang, poi Formidabile Caff, gli altri a seguire con numero 10 Fiston Bigi squalificato. Frida Spritz di progredire all'esterno, è anticipata però da Fritz Lang. Intanto gli 800 per Francadaghi se ne vanno in 1 minuto e 8 decimi. Ha spostato Fritz Lang e cerca di avvicinare la battistrada, che ha sempre in schiena Folpec, poi anche Frida Spritz che ha trovato buona schiena dopo 1 chilometro in 1:16,3. Frida Spritz numero 11 segue Frank Fritz Lang, alla corda invece c'è squalificato. Formidabile Caff chiuso perché sta calando Folpec, che passa in seconda posizione Fritz Lang. In vantaggio c'è Francadaghi sulla curva conclusiva, Francadaghi in vantaggio su Fritz Lang e all'esterno Frida Spritz, poi sposta anche Formidabile Caff, ma intanto si avvicina addirittura con Francadaghi che li imbocca nettamente al comando. Francadaghi nel finale si limita a concludere facile per isolarsi in arrivo e vincere nei confronti di Fritz Lang. Terzo posto per Frida Spritz, 1:15,4 a solo in testa per Francadaghi, che emerge netta. 30 a chiudere per l'allieva di Francesco Virzì, che in percorso di testa si impone nettamente. Il training è quello di Ettore Vairani per conto della signora Erinda Salatai.